È la prima vincita di questo genere in Veneto e nella tabaccheria di via San Zeno a Treviso non ci credono ancora che la dea bendata abbia baciato uno dei tanti avventori che frequenta o abita nella zona. Con la cinquina 8, 24, 27, 30 e 38 il grande sogno si è concretizzato e il fortunato vincitore ha vinto ben 500.000 euro. Con una giocata del vincicasa da 5 euro ha indovinato la cinquina vincente e gli è fortunato. È una giocata che viene fatta o tramite terminale o con le schedine. In questo caso è una giocata casuale. Praticamente si scelgono 5 numeri, vengono scelti 5 numeri su 40 e indovinando tutti i 5 numeri della giocata viene vinto il premio massimo. Un gioco unico nel mercato delle lotterie che mette in palio infatti un premio incentrato su un bene concreto e tangibile, dando la possibilità di vincere la casa dei propri sogni. Con una vincita così lei cosa ci farebbe? Mi prenderei 100.000 euro in contanti come previsto dal regolamento e con i 400.000 euro comprerei 2 casette ai figli. Praticamente il premio massimo prevede che il 20% della vincita sia riscossa in denaro e il resto nell'acquisto di un immobile o più immobili fino al valore di 500.000 euro. Meravigliosa sta cosa. Magari, spero soltanto che sia andato il premio, chi se lo meritava? Prendere una casa per mia figlia, fare un futuro per mia figlia, un futuro migliore per noi. E chi liga? Beati chi liga? Beati loro. 100.000 euro ce li ha in parte, va bene. Prende uno più caro e dopo non so come le gestisce. Se le vende di nuovo. La salute è molto più importante del denaro. Lei si accontenta della salute? Certamente, è imparabile. E a chi ha vinto? Sono contento per lui. In questi tempi qua, comprare 4 case e dopo bisogna pagare i muici, tutte quelle cose là, non so cosa bisogna pagare, non so se è una bella vincita.